mi pare, Sì. no? Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto, la ringrazio. Cosa vogliamo annunciare? Bando sicurezza, direttore. Ecco qua. Dunque, sulla scia ovviamente della legge regionale 5 del 2021 che prevede l'assegnazione per i comuni, quindi diciamo per il tramite dei comuni, perché questi bandi sono destinati a cittadini e imprese. Quest'anno il comune di Fiume Veneto è assegnatario di 19.000 euro circa, poco meno. Abbiamo in giunta giovedì scorso deliberato il contenuto di quello che sarà il bando, che verrà pubblicato a giorni. Si tratta di contributi appunto a cittadini e imprese per un massimo del 60% di spesa finanziabile, per un importo complessivo totale a richiedente di 1.800 euro. Le spese sono quelle dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2021. Che cosa va a coprire questo bando? Sono spese appunto per la sicurezza delle proprie abitazioni, delle proprie attività, quindi vanno da sistemi di allarme ma anche vetri e porte antisfondamento, ad esempio. Le domande dovranno essere presentate entro il 28 di febbraio del 2022, nel bando sarà indicato tutto, il bando che ovviamente pubblicheremo sul sito e sulla stampa, e subito dopo, quindi entro giugno 2022, ci sarà l'assegnazione delle risorse. Ovviamente l'assegnazione andrà per ordine di presentazione delle domande, sino a esaurimento delle risorse disponibili. Grazie sindaco, è sempre un piacere parlare con lei, Jessica Canton. Mentre